Saluti a tutti e benvenuti alla nuova guida di Sardinia Post. Apriamo con la politica. La Sardegna può spendere 364 milioni di euro in più in su 2014. L'ha dato il presidente della regione Pigliaru. La regione che ha trattato un Stato ha demandato sul governo di Roma il permesso di spendere 500 milioni di euro. Dai su 2020 invece abbiamo potuto spendere tutto ciò che incassammo, orbido che non abbiamo attende più la regolamacca del patto di stabilità. E stiamo questionando di tenersi 1 miliardo e 200 milioni di euro in più d'anno, sempre che incassammo su mattessi inari. Poi sul centro manca è una nuova meravigliosa che abbiamo attende più franco spazzare le aziende e sui cittadini che danno infame nei triballi. Poi sul centro-destra invece si è giunto a Pigliolo ha fatto un male a Beruso sconto e a Savine e Narana vamos a perdere puro. E stando sempre in conto dei Inari, a Banoa hanno da fare bancarrutta, la procura di Castello non ha da dimandare di serrare l'azienda, chi da sabato tutta la Sardegna. Poi il giudice assente che ha incassato un bello pago di Inari e ha serrato sul bilancio dei su 2003 all'anzante 70 milioni di euro, poteva come sperare di riuscire a pagare tutto il tempo che tiene, più di 80 milioni di euro. L'assessore sui tribali pubblici Paolo Maninchedda ha nato che questa è una nuova ona per i tribali e fin al posto cittadino, vedo che come a Banoa non può più bocare scuse se deve andare avanti come si tocca. E stando sempre in conto dei Inari, si è giunto a Pigliolo a posto 40 milioni di euro per consare le opere pubbliche che sono state dannate dall'alluvione. Per il di gusto, 40 milioni sono andati eletti a comune, 7 milioni a Olbia, 8 milioni a Bitti, 800.000 euro per consare registrata a Seulo Bidanoa, altri 60.000 per cosa che dai Gadoni andata a Seulo, 200.000 euro a comune dei Seddori, 60.000 euro a Sossu, 800.000 a Salighera, 30.000 a Lula e 800.000 a Palma Borea. Nidio spighitos invece sono in posa di torpè, che pare già tra 70 comuni della Sardegna non hanno arrestito manco un franco di azzurro per sanare Giordanos che hanno dentro con l'alluvione del sud 8 di Santo Andrea di San Nuvolado. Sul sindaco dimandano al suo presidente della regione Pigliaru di pesare esaghe in Roma. E sempre questionando delle comuni nostras, in Paese arbitrar minore della Sardegna si vive bene finché a scamme dal borda si pagano a pagastassas e i servizi sono buonos. Commente Tula, ida de 1560 persone in provincia di Tattari, o esattari sono state abogadas, e le famiglie tenen un azzurro di 2.500 euro per figli che non hanno ancora compiuto i 3 anni. 2 volte a Sachita, i cittadini possono andare in su mare con su postale, posto da comune pagando un bulletto barato. Chiedono ai figli che studiano fuori e Saida può avere un azzurro per si spendere di viaggio. Su sindaco Andrea Becca spera di fare bene a altre persone a vivere in Saida, o è caputo un parco eolico che ogni anno assicura da sa comune 350.000 euro. Ma ad ogni modo va a aumentare che in mezzo al luogo non si sta bene che non va tribaglio. Più di 20.000 persone sono in cassa integrazione in terra nostra. Sul sindacato che Napoli hanno protestato in Roma per ottenere sul governo di Renzi sino alle riserve. Siamo questionando 390 milioni di euro per una parte del 2013 e poi tutto sul 2014. Sa CGL, sa CISL e sa WIL sono in pensamento umano ora che sul governo di Renzi che fare una legge nuova per minimare la cassa integrazione, assicurandola solo 8 mesi in un anno. Tocca di cambiare impresse le cose. E per questa guida abbiamo finito, non vediamo la guida che entra.